Assessore Pizzimenti, oggi è il primo incontro a Monfalcone per la definizione del nuovo piano regolatore del porto. Quali sono gli elementi su cui Comune e Regione hanno trovato subito un accordo assieme anche a tutti gli operatori e gli enti interessati? Beh, prima di tutto di ascoltare gli operatori stessi per vedere quali sono le esigenze. Seconda cosa, di accorciare i tempi il più possibile, cioè quindi di fare questo piano del porto atteso da decenni. Terza cosa, si è fatto capire, perché magari non tutti avevano ben presente, che il piano regolatore è un'occasione unica di sviluppo per i prossimi 15-20 anni e quindi sicuramente uno strumento fondamentale per lo sviluppo non solo del porto, ma di tutta l'area circostante anche a Monfalcone. Si è parlato anche di aumentare la profondità del porto e oltre a questo di incrementare i collegamenti. Ecco, la profondità del porto sono quelle condizioni necessarie, certe volte non sufficienti, ma sicuramente necessarie per dare maggior sviluppo al porto stesso. È chiaro che più profondo è il canale e più le navi di maggior stazza possono entrarci. Io ho sempre detto che Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro non sono porti in concorrenza, ma sono complementari e le profondità ne fanno poi oggetto di questa complementarietà. Per cui scavare è uno degli obiettivi principali di questo piano del porto, ma poi dei lavori stessi, ma soprattutto poi, come dicevo, anche le infrastrutture che ci sono intorno.